Partirei dagli spunti che sono stati dati. Una brevissima presentazione, io sono un vostro collega, sono un soggetto ibrido. Perché ibrido? Non è una cosa negativa, perché sono uno psicologo di prima laurea e un economista di seconda, perché ho una laurea in economia e commercio. E ho fatto il dirigente per anni in una delle strutture di rappresentanza associativa più grande che esiste in Veneto, e quindi questo mi ha permesso di maturare delle competenze multidisciplinari, e questa è una delle caratteristiche che viene chiesta a questa figura. Ricordo quando mi laureai a suo tempo la speranza di vita occupazionale degli psicologi era alquanto limitata. Ricordo le battute della partecipazione a quei corsi in termini di prospettiva occupazionale. In realtà non è così. Io oggi dico, avendo un ruolo nella struttura, avendo un mio studio da anni e dei miei collaboratori, che se ho bisogno di un tecnico lo compro nel mercato, se ho bisogno di un ingegnere me lo compro, se ho bisogno di un commercialista me lo prendo, l'avvocato la stessa cosa. Le figure umanistiche, di origine umanistica come la nostra, è molto più difficile acquistarle, tra virgolette. Devono avere una certa sensibilità, devono avere un percorso molto lungo. Considerate che noi nella nostra professione, se vogliamo chiuderla, nel senso con il percorso di specializzazione, sono 11 anni. Come noi esistono solo i medici oggi, non è che ci sia molto altro. Ecco. Nasco come psicologo del lavoro e poi faccio anche clinica, perché ora ho anche la parte clinica. Ed è per quello che io qui vi ho portato una cosa che non si trova oggi, tra virgolette, nel mercato, perché vi ho fatto una sintesi con 8 slide di quello che è il piano operativo lavorativo dei nuovi centri impiego in Italia riservato interno alle strutture. Quindi oggi qua viene presentata un'impostazione di quelle che sono le figure, di quali sono le caratteristiche. Quello che diceva prima il direttore è una sintesi alta, molto alta, di quelle che sono queste matrici che poi io vi faccio avere. Perché? Perché questo vi può essere utile a voi come professionisti per individuare professionalità e competenze spendibili nel mercato. Avete sentito i numeri dei concorsi, fra 2 mesi iniziano i concorsi, quindi queste sono le situazioni. Il direttore prima diceva una battuta che ha fatto: lavoro, una parte cerca lavoro, una parte lavori socialmente utili, e ha parlato anche di un virus pericoloso. Perché? Perché il tema vero dei navigator è una figura che deve riattivare forse la voglia di tornare a competere di queste figure, e dopo entriamo anche nelle nostre competenze specifiche. Questo forse, secondo me, mi sono preso proprio 2 appunti, ci porta a chiederci, da tutti noi che facciamo una certa professione, quale sia il senso del lavoro oggi. Perché se voi vi ricordate Erich Fromm, ce lo ricordiamo, 96, quando diceva nei cosiddetti sani, quelli che perdono il lavoro sono quelli che ritengono di soffrire di una depressione senza speranza. Lui le definiva così, cioè che non c'è futuro, che non c'è... E quindi gli si viene messa in discussione proprio la propria identità. Trovare il posto di lavoro è il problema minore, è farli sopravvivere in quel posto di lavoro. Perché chi ha avuto, per una serie di vicissitudini nella vita, gli sono stati minati dei fondamentali, ritrovarsi all'interno di ambienti di lavoro con più o meno competitivi, magari dopo anni che sono fuori dal mercato del lavoro, i tempi dell'occupazione e delle competenze oggi sono diverse rispetto al passato, spesso si trovano a riattivare proprio la propria personalità all'interno dell'ambiente di lavoro. Infatti io qui, in uno dei punti che vi metto, quando si parla di lavoratore tra senso del lavoro, valore e identità professionale. Non sarà una partita facile quel navigator. Allora, perché? Guardate, ci sarà un tema di formazione degli operatori. Qual è l'obiettivo quando saranno formati? Perché al di là delle assunzioni c'è un tema di formazione di questi operatori. L'obiettivo che è dato dal Ministero è quello di integrare le specifiche competenze e contemporaneamente operare presso i centri impiego provinciali. Allora voi immaginate figure come queste che entrano nei CPI, che sono i centri impiego provinciali, che oggi hanno subito la riforma nazionale, quindi non hanno più competenza territoriale provinciale, ma hanno competenza regionale, e devono mediare tra un atteggiamento, passatemi il termine, di riforma dei centri impiego con una logica pubblica
è quella che è poi la prospettiva occupazionale di chi ha fatto la richiesta del reddito di cittadinanza. Quindi formazione degli operatori. Secondo punto importante è la tecnica formativa, questa viene definita direttamente dal Ministero del Lavoro. Puntano ad avere una tecnica formativa con apprendimento strutturato al lavoro, integrato con modalità collaborativa e di lezione frontale. Questo verrà utilizzato formalmente. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà assumeranno i navigator, li butteranno nella vasca e punteranno a una formazione di questa modalità qua, collaborativa e lezione frontale, quindi ibrida sostanzialmente. Ci sono momenti d'aula e momenti di relazione direttamente con i colleghi. A questo si aggiunge la verifica delle competenze. Qui sto parlando ancora una volta delle figure dei navigator, quindi non come loro si dovranno rapportare nei confronti dei potenziali, diciamo, coloro che hanno chiesto il reddito di cittadinanza. Ci sarà un monitoraggio degli apprendimenti tramite osservazione delle competenze agite nel training on the job. Queste sono frasi che noi conosciamo bene, perché insomma le abbiamo fatte nel percorso universitario. Quando parlo di training on the job, ognuno di noi immagino, e verificare i test e risposta multipla. Quindi queste figure per i primi 6 mesi saranno monitorate. Il monitoraggio, siccome non sono tutte a tempo indeterminato, attenzione, come diceva prima il direttore, ce ne sono con un tempo determinato di biennalità, quindi a parte sarà con un tempo determinato di biennalità, i risultati che vengono raggiunti nell'apprendimento diventano discriminanti per la riconferma contrattuale poi, tanto per essere chiari su questi aspetti. Anche queste, tutte tecniche, voglio dire, chi di voi ha fatto clinico? Benissimo, lavoro, quindi poi sviluppo, sperimentale, qualcosa, clinica e sviluppo, ecco. Diciamo che queste sono tecniche che si utilizzano soprattutto nell'ambiente della consulenza al lavoro, della psicologia del lavoro. Quindi si alterneranno momenti di formazione in presenza d'aula e formazione online, nonché formazione on the job. Bene, vi ho spiegato un po' questo primo impianto per capire dove in quale contesto si muoverà il navigator. E questo è quello che è scritto nella normativa. Questo è quello che è stato identificato all'interno della normativa. Non è questa la cosa importante, eh? Perché non è questa la cosa importante? Perché la figura del navigator si troverà tra un dipendente pubblico strutturato e ipergarantito, lui instabile in termini occupazionali, un'altra figura che cerca lavoro, nella condizione ottimale, attenzione, si limita a cercare lavoro, nella condizione non ottimale vuole risolvere una condizione di disagio sociale. E è il navigator che sarà valutato con i parametri che vi ho fatto vedere prima in termini di risultato. Se a questo aggiungete un altro fattore, che è il rapporto con le parti sociali, che vuol dire che il navigator non avrà solo una gestione della banca dati, una connessione tra la banca dati e le potenzialità occupazionali, ma dovrà rapportarsi con le imprese e le parti sociali. Le parti sociali sono associazioni dei sindacati, diciamo dei sindacati lavoratori e dei dipendenti, perché poi si rapporta. E lì gli equilibri sono significativi, sono molto delicati, perché esiste una forma di rapporto, un regime diretto e contrattuale. Quindi quella che sembra una figura che viene presentata come un possibile risolutore di quella che è la prospettiva occupazionale futura, è una figura molto molto delicata, è una figura che dovrà dimostrare dei risultati e i risultati di questa figura condizioneranno l'efficacia e la resistenza dei centri impiego in futuro. Perché i centri impiego sono stati riorganizzati su base regionale? Perché voi sapete che la riforma delle province ha tolto le autonomie territoriali, quindi le hanno riposizionate su base regionale. Oggi si misurerà con il reddito di cittadinanza l'efficacia dei centri impiego.
Quante risorse vengono piazzate nelle aziende dei centri impiego e quante in autonomia relazionale? I centri impiego in Veneto, e si possono considerare tra i migliori d'Italia, piazzavano il 5%. Il resto viene piazzato da società di ricerca del personale o reti relazionali informali, definiamole così. Ad oggi le reti relazionali informali, non nel pubblico, quindi non nei concorsi pubblici, ma nell'area privata, è il 30%. Quindi non è poco. La tecnologia che ha l'obiettivo di coordinare le risorse, i servizi e le opportunità di cui un individuo può aver bisogno. Anche qui, modelli di intervento, il case management, quindi la valutazione nel fare, nella quotidianità, si immagina una figura che crescerà nelle relazioni costantemente. La prima domanda che vi posso porre, bene, noi con la nostra professione abbiamo due aspetti. Uno, la formazione di navigator. Due, se siamo direttamente interessati a fare i navigator. Cioè, qualcuno di noi potrebbe dire, io sono interessato a fare i navigator. Personalmente sarei più predisposto alla formazione dei navigator, dico come competenza professionale. E perché la formazione di navigator? Perché navigator, nonostante le lauree siano 4 anzi, per l'accesso a questa professione, a mio avviso le altre 3 tipologie di lauree non hanno la sensibilità che noi possiamo aver maturato nel nostro percorso di studi. Lo dico con cognizione di causa. Ho una laurea in economia, quindi so cosa sto dicendo. Io le persone le ho governate per 20 anni con la laurea in psicologia, però mi hanno assunto perché avevo una laurea in economia. Questi sono i paradossi che si vivono spesso negli ambienti, stiamo parlando di qualche anno fa, voglio dire. Probabilmente oggi le cose sono cambiate, però questa è la situazione. Quindi in questo scenario qua, a mio avviso, noi abbiamo molti strumenti per poter intervenire. Perché? Pensate solo ai basket, cioè la simulazione di un ipotetico a ricerca tra domanda e offerta. È un primo test che uno potrebbe fare. Lì vedi immediatamente se la persona che tu vai a selezionare ha un minimo. Ecco, l'impianto del bando per la selezione ci stiamo mettendo le mani, nel senso che, non che lo stiamo orientando, non sia mai che venga detto che lo stiamo orientando. Però è naturale che esistano delle figure di competenza che hanno più caratteristiche rispetto ad altre. Quindi la gestione del rapporto interpersonale, la capacità di creare empatia in una sede tra domanda e offerta diventa strategico. E questa va valutata. Quindi io dico, se mi metto come valutatore del navigator, io ritengo strategico questo aspetto, al di là delle singole competenze. La somministrazione di un questionario, per quanto difficile esso sia, se non hai la matrice d'analisi, è molto semplice, lo insegni. Non sto parlando della rielaborazione del questionario, sto parlando della somministrazione. Che sia strutturato o che sia semistrutturato. Un'intervista, nel momento in cui imposti il minimo di metodologia, che sia strutturata o semistrutturata, la puoi insegnare. La capacità relazionale all'interno del gruppo, pensate sempre, centri impiego, dipendenti pubblici, reddito di cittadinanza, cerca lavoro e anche disagio sociale, figura instabile. Questo devi avere una capacità di gestire le relazioni e nei rapporti con i colleghi, oltre che non è indifferente. Quindi qui si arriva a un certo punto in cui bisogna avere un minimo di caratteristiche. Ecco, queste caratteristiche qua sono quelle che sono state selezionate e individuate direttamente dal Ministero. Utilizza tecniche di case management in raccordo, ecco, questo è importantissimo, cioè tutto quello che fa il navigator lo deve fare assolutamente in raccordo con i centri impiego. Svolge una funzione di supporto ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Mai, guardate l'ultimo punto, mai sostitutivi, mai raccordo e a supporto dei centri impiego. La figura del navigator è una figura, al di là dei numeri, che non sono indifferenti, è a sostegno dei centri impiego. Proprio è una figura di equilibrio tra la domanda e l'offerta, con una competenza forte nel rimotivare la persona a un percorso di vita nuovo. Quindi non è
perché se fosse solo un incontro tra domanda e offerta, abbiamo eccellenti centri impiego e società di selezione del personale, qui invece è rimotivare la persona nel percorso, infatti poi ci sarà l'attività formativa obbligatoria da parte di chi ha fatto la richiesta di reddito di cittadinanza nella fase in cui sta cercando impiego, e quindi c'è un tema forte di rimotivazione del personale. Accompagna nel percorso di inclusione socio-lavorativa. Voi capite che qui si apre un altro scenario importante, che è tutto il tema del welfare. È quello che diceva prima il direttore. Ecco, io in Veneto Lavoro coordino l'unità operativa sul welfare veneto. Forse avete sentito parlare del Veneto Welfare Day. Avete visto, non so se avete occasione, visto. Ecco, abbiamo appena concluso la scorsa settimana, l'11 aprile, l'evento più importante del welfare come numeri in Italia è stato fatto in Veneto. Ha superato PMI Index del gruppo Generali e ha superato anche l'altra iniziativa fatta da Unipol su scala nazionale, è stata fatta in Veneto. In Veneto si sono creati un evento regionale, 36 eventi territoriali, 370 sportelli infopoint sul tema del welfare e poi una serie di... Sono state coinvolte tutte le parti sociali, i sindacati e soprattutto sono state coinvolte tutte le banche e le assicurazioni più importanti. Questo perché? Perché se il lavoro è sempre di più un tema di inclusione sociale, quindi di identità, è naturale che tutto quello che sostiene l'inclusione sociale, tra i quali anche la bilateralità, e stiamo parlando dei fondi di previdenza complementari, sanità integrativa e via dicendo, sono variabili di equilibrio nel rapporto sociolavorativo. Quindi stimola la reciproca responsabilità e autonomia, soprattutto, ecco, questo è uno dei punti principali, cioè il concetto di autonomia. Perché lo dovrete lasciare a un certo punto. Cioè, questa persona che chiede il reddito di cittadinanza non è che lo può chiedere a vita, perché comunque ci sono delle verifiche. Alcune parti d'Italia hanno fatto tante richieste quanto il nord Italia, però le verifiche saranno semestrali e annuali. E se loro non raggiungono l'autonomia, il giudizio è complessivo, non è un giudizio specifico di chi ha fatto la richiesta del reddito di cittadinanza. È un giudizio che passa attraverso il reddito di chi ha fatto la richiesta di reddito di cittadinanza, ma attribuisce responsabilità dirette alla figura del navigator, non ai centri impiego, alla figura del navigator. Raccorda il territorio e le parti sociali e imprese. Questo è un altro tema molto molto delicato, perché prima il direttore del Veneto Lavoro, il dottor Tiziano Barone, diceva che l'impresa non ha tempo, ne ha sempre meno. E l'avere sempre meno tempo porta anche il minimo di impiego per la ricerca delle risorse ad avere degli skill molto orientati. Quando si parla di molto orientati significa che ci sono alcune figure inflazionate che non riescono in sostanza a trovare occupazione, ma ce ne sono tante altre che sono fortemente ricercate all'interno delle imprese. Questo dà un quadro complessivo di quello che è il ruolo, tra l'altro, futuro del navigator. L'obiettivo finale della figura del navigator è la piena autonomia sociale nella propria comunità. Quindi, se si può dare un mandato a quello che è la figura del navigator, è proprio quello di dire, bene, si prende questa persona, la si segue per un periodo, ognuno di noi ha maturato nel percorso universitario e post-universitario una serie di competenze, vengono richieste tutte, dalla capacità di relazione interpersonale, la capacità di testistica, di colloquio clinico, in quel luogo vengono richieste tutte e abbiamo una responsabilità diretta. Perché uno degli elementi che in Veneto è stato chiesto di sostenere è quella di, essendo queste figure a organico all'interno più o meno a tempo determinato delle strutture, viene chiesta a mio avviso solo la laurea. Io dico, da professionista iscritto all'albo insomma dal 2009, che probabilmente nel momento in cui si gestisce un problema di dinamica sociale, quindi non solo un problema di incontro domanda-offerta, ma anche di dinamica sociale, la responsabilità è diretta e c'è un problema anche non solo anche di deontologico e etico.
da professionista dove mi devo fermare nel momento in cui so che comunque la persona che ho segnalato all'azienda ha una tempistica occupazionale di 6 mesi, quando lei chiede una stabilità occupazionale. Cioè, tutti questi elementi qui, se voi siete dipendenti dalla struttura, in qualche modo vengono filtrati da una sorta di ruolo interno. Se invece siete un professionista e quindi iscritto all'ordine, avete un tema di codice deontologico e quindi di orientamento. E nei colloqui vi garantisco, perché gestendo un po' gli sportelli d'ascolto di 5 ospedali in Veneto, oltre all'attività in Veneto Lavoro, vi porteranno tematiche personali. Siamo degli psicologi, siamo i commercialisti. Immagino che questo video vada anche alle altre. Non siamo gli avvocati, ci sono temi personali. Nel momento in cui vi porteranno tematiche personali, perché è un problema di inclusione sociale, vista la nostra formazione, visto il nostro percorso esame Stato, visto, come ci comportiamo o come ci comporteremo? Vi do solo alcune riflessioni, alcuni stimoli. Ecco, questi sono dei temi che secondo me anche nella vocazione di origine legislativa probabilmente sono stati valutati, ma saranno ancora meglio valutati nel momento in cui si troverà la casistica concreta delle varie figure che andrete ad affrontare. Perché questo che è l'obiettivo finale in realtà è l'obiettivo primario, cioè il fatto che la piena autonomia sociale nella propria comunità deve essere un soggetto autonomo, deve essere un soggetto che trova un percorso occupazionale e che in quel percorso occupazionale sta bene, cioè si sente bene. Non possiamo avere una duplice veste, perché in modo egoistico io da professionista, voglio dire clinico, potrei dire tranquillamente che se il soggetto sta male ho un vantaggio in termini in qualche modo professionali, occupazionali. Non c'è permesso fare questo. Cioè noi abbiamo un problema, noi abbiamo un'origine deontologica che è diversa. Noi dobbiamo puntare a farli stare bene, a fargli trovare un posto di lavoro che gli crea un'identità sociale e che non crei quelle che sono forme di disagio spinta. Non possiamo avere la logica di carattere consumistico, economico, nella quale se loro stanno male tanto poi vengono in terapia in studio da me. Cioè, attenzione, Altre discipline non hanno questa visione. Altre discipline non ne hanno nemmeno i vincoli. Questi sono degli aspetti che vanno tenuti fortemente in considerazione. Ecco, questo è un po' l'impianto. Da dove emerge tutto questo? Quindi voi siete i primi a vederlo, si diceva prima, nasce dal piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego. Questi sono dei documenti sulle politiche del lavoro che hanno decentrato a livello territoriale nelle varie strutture in Veneto Lavoro e che stanno dando questi orientamenti per la figura del navigator del modo. Cosa manca? Cosa manca totalmente qui? Quello che manca è che, proprio per quello che dicevamo prima, magari lo facciamo, non so se si riesce a tornare indietro, probabilmente sì, la faccio vedere qui, forse qui, eccolo qua. Quello che manca è se la tecnica utilizzata è il case management, voi capite che sarà una costruzione progressiva, costante, di quali sono le dinamiche con le quali rapportarsi con coloro che hanno fatto le domande del reddito di cittadinanza. Perciò noi come professionisti, la nostra professione ha una gran fortuna, a mio avviso, se ci permettiamo, che è quella che noi abbiamo un punto di riferimento, che è il nostro ordine. Chi è iscritto all'ordine, come noi, ha un elemento di garanzia e qualsiasi figura che noi esercitiamo deve fare riferimento ai principi etici e deontologici che noi abbiamo, quindi siamo un soggetto di garanzia nei confronti degli interlocutori. Questo probabilmente, ecco, questo potrebbe essere da segnalare anche al direttore, è che non è solo per noi una garanzia, è una garanzia anche per le strutture che si avvalgono di figure come le nostre. Cioè il fatto di avere un ordine alle spalle significa avere delle persone a organico
che comunque per l'esercizio della propria funzione devono avere un minimo di sottoscrizione del codice deontologico. Ed è una cosa che a mio avviso tende a rinforzare, non so Alessandro se tu la pensi allo stesso modo, però io penso che questo rinforzi, sono proprio le regole di ingaggio. A me succede spesso... Volevo fare invece dell'avvocato Corbo, Sì. con Laura non riescono, quindi abbiamo fatto una lezione al master in psicologia giuridica e forense domenica su queste robe. Perfetto, insieme, quindi siamo in linea. Assolutamente sì. Siamo in linea. Noi abbiamo il segreto professionale. Se vi viene invocato nel colloquio e il direttore mi chiede scusa, ma la persona lì come ti sembra? Cosa facciamo? Naturale che l'esperienza ti porta ad avere un obiettivo molto chiaro che è quello occupazionale. Dall'altro lato devi aver ben chiaro che sei un uomo all'interno, una donna all'interno di una relazione pubblica che sono i centri impiego. Devi trovare l'elemento di mediazione che porta a chi ha fatto la richiesta di reddito di cittadinanza a trovare un'occupazione e a chi governa quella struttura o ha le relazioni all'interno di quella struttura a giustificare le azioni successive. Quindi tu non devi raccontare che cosa quella persona ti ha detto in un colloquio che si identifica come clinico, perché noi abbiamo anche quella funzione. Tu devi costruire e nessuno mai ti chiederà quali sono i problemi con la moglie, con i figli. Però i problemi con la moglie, i problemi con i figli, se ci sono, diventano elementi discriminanti di un'identità sociale di quel soggetto. Quindi il ruolo di mediazione è un ruolo importante. In una società dove, qui chiudo proprio per rimanere anche nei tempi, dove le figure nel mondo giuridico, basta che guardiamo gli iscritti, sono superiori alle figure nel mondo economico, qualcuno con una logica antropologica direbbe che siamo in una società del conflitto, non della distensione e sviluppo. E quindi noi abbiamo un ruolo strategico di mediazione tra l'ambito giuslavoristico, definiamolo, e l'ambito sviluppo economico. Perché l'ambito giuslavoristico, voi se cercate giuslavoristi è molto difficile trovare, costituzionalisti oggi se ne trova tantissimi. Nell'ambito giuslavoristico l'obiettivo è il posto di lavoro. Nell'ambito economico è che quel posto di lavoro sia funzionale allo sviluppo economico dell'impresa. Dal nostro punto di vista è che quella persona all'interno di un ambiente di lavoro trovi un equilibrio, un'identità. Trovargli un posto di lavoro in cui si trova male è un obiettivo statistico soddisfatto. Ma dal nostro punto di vista, la nostra professione, probabilmente qualche domanda dobbiamo porcela. Ecco, il nostro è un ruolo un po', dicevo prima, Alessandro all'inizio, che la mia formazione è una formazione ibrida, cioè è una formazione che si muove nell'ambito dell'economia e inizialmente, successivamente e come psicologo. Questo è un po' lo scenario che abbiamo davanti. Chiedetevi, questo vi lascio con questa domanda, e poi se ci sono domande massima disponibilità, se il vostro percorso è quello di formare i navigator o essere voi stessi navigator. Perché è una posizione completamente diversa. Se voi da professionisti vi ponete in una logica di formare i navigator, dovete tenere sotto controllo alcune variabili che io vi ho esposto in queste 6-7 slide. Se invece il vostro obiettivo è quello di essere navigator, dovete fare proprio quelle che sono le vostre competenze costruite nel percorso di studi e avere un atteggiamento che è di problem solving, cioè di trovare l'incontro domanda-offerta tenendo in considerazione che avete una persona, un essere umano davanti. Ecco, questo è un po' quello che mi sentivo di dire, molto in sintesi, molto orientativo. E faccio un piccolo inciso perché, dicevo Alessandro, quando si parla di inclusione socio-lavorativa non si può non parlare di welfare. E accennavo prima a un ruolo che mi è stato dato anche veramente dal direttore con massima fiducia, che è quello di coordinatore dell'unità operativa in Veneto sul welfare. In Veneto sta nascendo è nata una start-up nel mondo del welfare che sta facendo un po' scuola in tutta Italia. Perché? Perché la previsione da qui ai prossimi 5 anni è di dare vita a una vera e propria struttura a partecipazione pubblica, un po' come c'è in Trentino,
che si interessi solo di welfare in Veneto. Oggi quali sono le strutture a partecipazione pubblica in Veneto? Sono Veneto Lavoro, 470 dipendenti, Veneto Sviluppo, altra realtà che lì invece ne hanno meno, ma sono comunque appena sotto il centinaio, e poi c'è Veneto Innovazione come strutture principali. Oggi Veneto Welfare è un'unità operativa, ma l'idea è quella di farla diventare. Considerate che in Trentino la struttura lì è Pensplan, è una struttura in SPA con capitale sociale versato di 226 milioni di euro e spinge in termini promozionali per la previdenza complementare e la sanità integrativa complessivamente con investimenti diretti per 13 milioni, quindi la Regione mette 13 milioni di euro all'anno per spingere sulla previdenza complementare e sulla sanità integrativa. Oggi la Regione Veneto arriva poco più di 1 milione complessivamente, però è il segnale, cioè il fatto di dire che il welfare è un elemento, welfare integrato, quindi stiamo parlando previdenza, sanità integrativa, è un elemento importante sul quale bisogna porre attenzione sia in termini promozionali che culturali. Considerate che il futuro probabilmente vedrà il tema, noi che ci muoviamo nel mondo della sanità, che è fatto clinico, insomma, il tema della sanità integrativa probabilmente diventerà strategico nel momento in cui è allineato a sostegno delle politiche sanitarie pubbliche. Se decidiamo che domani la patologia depressiva è una patologia dove la Regione Veneto deve porre delle attenzioni e quindi il sistema sanitario veneto ritiene che la patologia depressiva è una patologia importante, come possono essere altre forme di patologia, è naturale che i fondi di assistenza sanitaria che si allineeranno al sostegno in termini agevolativi fiscali a quella patologia potranno avere una forma di incentivazione e agevolazione che viene direttamente dalla Regione. Perché lo fa la Regione? Perché se con i fondi sanitari integrativi sostieni gli accertamenti in quella patologia, di fatto contieni spesa pubblica, che è la parte che incide maggiormente nel bilancio. Sappiamo che circa 9 miliardi di euro del bilancio regionale è assorbito dalla sanità, ma il sociosanitario più che la sanità. Ecco, insomma, in sintesi le dinamiche in movimento sono importanti e va fatta una scelta, se vogliamo essere dalla parte dei formatori necessari, attenzione, in termini occupazionali, perché Veneto Lavoro li cercherà, in quanto avrà delega al Ministero, bisogna formarli e quindi ci sarà uno staff di formatori, è previsto direttamente dal piano, materialmente, oppure si vuole essere tra i navigator. Avete visto che i navigator sono di 3 tipi, risorsa esterna, mercato del lavoro o eventualmente concorsi, quindi sono questi 3 elementi. Ringrazio anche il Confesercenti per la fiducia e l'invito dato.